runner, appassionati di calcio a 5 nazionale, benvenuti al To Live. È lunedì e si gioca il recupero della giornata numero 19. Capitolina Marconi e Brillante Torino Futsal in campo per giocarsi 3 punti molto importanti, soprattutto per i padroni di casa che cercano di ridistanziare l'Ardenza Ciampino in vista dello scontro di piatto di sabato. Difetta nel primo controllo. Non riparte il Torino che perde il pallone. Cutruppi serve Maurizio Cerchiari, primo errore della partita, primo gol della Capitolina Marconi che va sull'1-0. Taloni prende velocità il numero 10 sul secondo palo, sta arrivando un compagno, va con la sola per Sordini, di punta Sordini sotto le gambe di Andrea De Filippis. 2-0 Capitolina Marconi al minuto numero 9, 32 secondi il raddoppio di Sordini. Più vantaggio, c'è una palla difficile intercettata da Dallago, poi per Savi, cambio di passo destro, c'è stata deviazione di Blasim, anzi è traversa. De Cicco se la porta sul mancino, tocca per Cerchiari, di piattone Cerchiari, l'assist per Gabriele Uberani e 3-0 Capitolina Marconi. Chiuso Savi, prova a lottare come un leone, rischia anche il quinto fallo, quindi De Cicco è per sinistra per Ugherani, sul secondo palo c'è Cerchiari, Ugherani va da solo, male De Filippis, 4-0 Capitolina Marconi, doppietta per Gabriele Ugherani. Sordini apre per Taloni, chiude il piattone, poi Sordini, doppietta anche per Carlo Sordini. Destro a incrociare i Taloni, gran bel gol del numero 10, 6-0. Taloni se la porta sul sinistro, mette in mezzo per Potric, si ferma Potric, grande intervento di De Filippis. Chiede la palla il numero 4, scambio con Petrucci, ingannato dal movimento di Cerchiari. De Filippis, è 7-0. Col piattone De Cicco in area, prova il solito tacco, intercetta De Filippis che dà una bella palla a Savi sulla destra che mette sul secondo palo. Arriva il primo gol della squadra ospite che dunque si porta sul 7-1. La riconquista ancora De Cicco, stavolta fa tutto da sola De Cicco, si ferma da con la sola per Cerchiari, ancora Maurizio Cerchiari, 8-1. Pazza e termina qui il match, la Capitolina Marconi vince 8-1, distacco invariato sull'Ardenza Ciampino, rimane a +6 in vista dello scontro diretto di sabato.